Ma tu vorresti vivere un'altra vita? E chi non lo vorrebbe? Certamente sì. È la risposta che ognuno di noi darebbe giù, di getto, al primo impatto, se ci fosse posta la domanda. Ma poi a ripensarci su, a essere sinceri, ve l'immaginate voi dover ricominciare tutto da capo? Cioè rinascere senza sapere quando, dove e da chi? È come dare una risposta a domande del tenore: quale nuovo aspetto avrò? Chi sarò? Sarò famoso? Diventerò importante? La mia salute sarà buona? Oppure vivrò da poveraccio, un disgraziato trattato alla stregua dello straccio? O peggio ancora, attenzionar con la sfortuna. Incontrerà la nuova vita un'era di pace o ci sarà la guerra? No, non mi interessa proprio. Meglio rimanere con i piedi ben saldi e ancorati sulla terra. Troppe le incognite. Arrivare dove sono è stata una fatica. Meglio restare quel che sono per l'eternità. Meglio accontentarci di quello che ci riserva l'aldilà. Qualcuno pensa già alla storiella della volpe e l'uva, non è così? La prima volta è stata un'altra cosa e chi lo sapeva che sarebbe nato? Per di più senza possibilità di scelta e senza essere avvisato. Non c'è stato il tempo e il modo di porsi neppure una domanda. È andata come è andata. Ci siamo ritrovati chiavi in mano, targati e già su strada. Le vite poi, se ci pensate bene, si somigliano tutte. Giù a contare i giorni, i compleanni, soldi, proprietà, ricchezze e povertà, a misurare le lotte, i sentimenti, gli amori, i patimenti, ritrovarsi a questionare con gli amici, ad affannarsi coi nemici, studiare, viaggiare, affrontare le stagioni del tempo e quelle della vita e scoprire sempre troppo tardi quando è bella che è finita.